Ultima spiaggia Cavenier. Nato come una piccola baracca lungo la via Trento, nei pressi del delta del Po, questo locale rappresenta molto di più che un semplice luogo di ristoro. È il simbolo della determinazione, della speranza e dell'amore di una famiglia, guidata dal nonno Lindo e dalla nonna Argentina, che hanno costruito dal nulla un sogno. I 5 figli della coppia, Emilio, Tiziano, Danny, Lorena e Morena, furono coinvolti fin da piccoli nell'attività familiare, tra 1000 sacrifici e momenti di difficoltà, ma anche con il cuore colmo di speranza per il futuro. 50 anni di questo ristorante che praticamente è un punto di riferimento, la Baracchina, sempre chiamato così. Baracchina dopo 20 anni, 25 anni, ultima spiaggia, perché è stato girato un film da Sofia Loren e poi dopo il bar che aveva lei era intitolato Ultima spiaggia e noi abbiamo mantenuto il nome. Papà e la mamma avevano bisogno che qualcuno lavorassero anche per loro a 10 anni a far caffè di dietro a un banco, la macchinetta del caffè era mia e io sono professionista del caffè. Baracchina è storia, 50 anni di storia e stasera si è visto la storia. Il primo ricordo che mi viene in mente, finite le medie, so che aprivo io il bar, allora c'era il bar, aprivo io il bar, la Baracchina, questo mi viene in mente. Primo ricordo, quando io e mia madre, che io ero giovane, si andava a casa dopo una giornata con 19.000 lire, eravamo contentissimi. È stato un passato buono, spero che sia un presente molto, molto buono, perché se lo meritano quelli che sono rimasti a gestirla. Cioè noi siamo vissuti qua dentro, abbiamo mangiato, tribolato, fatto di tutto e di più. Il mio primo ricordo è il sepi nubido di mia mamma. La prima roba in mente che viene è la mia gioventù, la mia grande gioventù. La Baracchina è un grande ricordo e una passione e la crea per mio papà e mia mamma. Allora era solo una baracca di tavole, diciamo, e abbiamo fatto tutta sta roba qua, tutto qua, non c'è più niente da dire. Oggi l'ultima spiaggia prosegue con la stessa passione di sempre, quella che Lorena ha coltivato negli anni e che ora vive attraverso Vanessa, sua figlia. Vanessa ha scelto di dedicare la sua vita e il suo tempo alla cucina, a quel luogo che per lei è più di un semplice ristorante. È una storia di famiglia, di amore e di lavoro instancabile. Vanessa ha preso in mano le redini del ristorante, trasformando Ultima Spiaggia in un luogo dove il passato e il presente si incontrano, dove ogni ingrediente racconta una storia, ogni piatto porta con sé l'eredità di questa famiglia. Questo ristorante non è solo una tavola imbandita, è il frutto di sacrifici, di sorrisi e di giornate infinite passate a coltivare un sogno che oggi, grazie a Vanessa, continua a splendere.